Amici bellini, non solo il Napoli ha problemi, insomma, si è staccata la corrente quasi alla fine del video che ho registrato, che adesso vedrete, ma in qualità infima, perché l'ho dovuto riparare con un software, eccetera, eccetera, e sto ancora riparando. Quindi vi chiedo molti like perché sono molto avvilito e perdonatemi la qualità e il ritardo. Quando Ukana Kimutsu, con stracciata, cominciamo. Amici bellini, è difficile parlare di un 3-0 così netto, però insomma l'analisi la voglio fare perché c'è dell'altro oltre al... ovviamente la condizione fisica che è precaria, ovviamente ci sono le cose che fanno discutere, gli episodi arbitrali, ma c'è dell'altro perché lo sapete, a me piace andare nel profondo anche di alcune piccole cose tattiche. E vi lancio non un rebus, ma insomma una frase criptata, volutamente criptata, perché ci sono delle cose che io insisto non posso dirvi, non voglio dirvi, ma sarei un buffone se vi dicessi che tra un po' recuperiamo e va tutto a posto. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, perché poi questi i nuovi, magari uno che ha cliccato su questo non ha proprio idea di quello che stia parlando. Però se ti piace il contenuto, saprai, se ti iscrivi al canale saprai cosa succederà a un certo punto, sperando che ancora una volta le mie fonti siano incorrette. Andiamo sul campo, spostandoci con questa situazione. La prima curiosità: Spalletti non fa lanciare il portiere verso, perché forse fisicamente loro non sono imponenti. Lanciare una palla verso la difesa, a noi si abbassa un McTominay, eccetera eccetera. Il loro miglior saltatore è forse Bremer e quindi non è il caso, però Bremer sale in altre situazioni e lo vedremo. La Juve batte corto e sviluppa. Ora già la prima occasione clamorosa, l'incrocio dei pali di Thuram, che vediamo riceve palla da Yildiz e poi sparerà all'incrocio dei pali. Bisogna tornare un po' indietro per capire come si sviluppa questa azione, perché siamo un po' scompaginati, anche perché guardate qui, McKennie tutto spostato a sinistra, e questa è una cosa che ho cominciato a dirvi già in reaction, e adesso andiamo più nel profondo del perché ci ha creato tanta difficoltà McKennie. L'azione parte da qui e già vediamo che McKennie lascia la zona della fascia destra dove era posizionato in fase difensiva, e come vedete si inverte con David. Automaticamente le marcature dei nostri difensori non cambiano, non restano rigide, non seguiamo a uomo, anche perché se stiamo male fisicamente andare sui duelli uomo contro uomo capace che li perdi, quindi si resta più a zona, e McKennie che sale viene seguito da Juan Jesus. McKennie riceve il lancio sulla fascia, Juan Jesus riesce a contrastarlo e la palla finisce in fallo laterale. Resta addirittura McKennie a battere il fallo laterale perché ha una rimessa importante. Questa è un'altra delle cose nuove del calcio moderno. Le rimesse sono diventati quasi dei calci d'angoli quando le sai battere in un certo modo. Noi non abbiamo neanche questa caratteristica, tant'è vero che sale Bremer, quindi è come se fosse veramente un corner. Fanno salire il loro miglior marcatore, il loro miglior saltatore, e addirittura un McKennie che dovrebbe stare in questa zona qua va, perché lui è lo specialista, un po' come se ne è parlato per il Parma, che fanno questi falli laterali molto particolari. Da qui si sviluppa perché poi la prende Juan Jesus proprio su Bremer, dopodiché secondo colpo di testa di Lobotka ad allontanare, Locatelli in rovesciata, ma insomma in acrobazia quasi, la ributta verso il fallo laterale, e qua una pellicchia la fa Gutierrez, perché invece di controllare o di lasciarla andare in fallo laterale, insomma prova a giocarla verso il centro. È un errore non paritario a quello di Juan Jesus, ma simile, perché la dà lui in passaggio, c'è Yildiz in pressing che recupera il pallone, che poi la darà a Thuram, che poi, quindi siamo tornati indietro e ci siamo spiegati come arriva l'incrocio dei pali. Poi arriviamo a queste dolenti note. Partiamo da questa situazione, cioè il colpo di testa all'indietro di Højlund che anticipa Locatelli,
e poi succede il fattaccio. Però per il fattaccio dobbiamo andare con l'altro scavetto, perché io vi dico chiaramente, pensavo a una spinta nel momento del colpo di testa, ma la spinta avviene subito dopo. Cioè il colpo di testa di Lorenzo è già così un po' sbilenco, però nel momento subito dopo il colpo di testa, ci sono mani sulla schiena che si possono anche discutere, non esagerate, però c'è anche un colpo di coscia dietro al ginocchio, e lo vedete qua, boom. Quindi il fallo c'è, ed è abbastanza evidente. Nel momento in cui lui la prende di testa e non ci fosse stato questo intervento da dietro, Di Lorenzo avrebbe potuto continuare la corsa e andare almeno a schermare quello che poi è stato un Locatelli che di tacco, con tutto il tempo, ha avuto il tempo di controllarla e di mettere l'assist per David di tacco. Quindi questo qua è un fallo vero, reale, non è una situazione grigia, è un fallo vero e proprio. Qua Di Lorenzo deve fare il pazzo, si rialza, continua a giocare all'inizio, ma quando poi l'azione si conclude io ho bisogno che il mio capitano vada a protestare e a dire: dovete andare a controllare, ho subito un fallo, non lo posso sopportare, che non ci proviamo nemmeno. Poi sicuramente dicono: ma non è chiaro ed evidente, il che è una cacata linguistica che non significa niente. Va bene, ci mettiamo l'animo in pace, ma almeno noi non siamo stati arrendevoli, l'abbiamo preso, non fa niente, dovevo essere più... No, ed è anche da qui un pochino meglio, boom. Dopodiché però io analizzo anche l'azione calcistica. Nel momento in cui la palla finisce a Locatelli, Højlund è passivo, Højlund vince il primo contrasto, poi Locatelli si alza mentre Højlund è ancora in piedi, Højlund qua è passivo e non va a contrastarlo, Locatelli ha tutto il tempo di fare questa roba qua. Dopodiché qua è una questione di duello, Spina va a contrastare un minimo impatto fisico con David, lo vince il duello David, c'è poco da dire perché ha più resistenza in questo momento rispetto al contatto con Spina, e poi Meret fa questo passo in avanti che è giusto, secondo me la devi uscire, devi cercare di bloccargli la visuale, di rendere la porta più piccola, stringere lo specchio, però poi si ferma e nel momento in cui si ferma David può sparare praticamente a portiere bloccato e quindi il gol avviene così. Poi mi sono chiesto anche sul salvataggio di Buongiorno cosa è successo a livello di marcature che non hanno funzionato. Questo qua è Bremer vince un contrasto con Højlund a centrocampo e continua la sua corsa, di conseguenza rende difficile le marcature al Napoli. Yildiz porta palla, Di Lorenzo è in qualche modo attratto da Bremer, deve rimanere là, non può andare ad aggredire Yildiz, il che porta Juan Jesus ad andare più centralmente verso di lui, il che porta poi David a stare libero, che porterà Buongiorno ad andare verso di David lasciando completamente libero con Seisao, perché tira praticamente senza marcatura, è molto lontano Spinazzola. E qua, Wagyu, è saltato anche l'audio, non lo riesco a recuperare e parlerò di altre cose, insomma il retropassaggio che poteva fare Juan Jesus e il modo in cui anche Lobotka gli indica il passaggio al portiere, qua la posizione di Meret sul tiro di Kostic e tutta una serie di altre cose che adesso non vi posso far vedere perché altrimenti il video lo postiamo direttamente dopo il Chelsea, quindi andiamo direttamente alle pagelle. Questa è la faccia di Bremer per esempio su tutte le cose, sui due rigori che c'erano, ma dobbiamo andare avanti perché altrimenti mi metto a piangere. Dicevamo, prima che si rompesse tutto, io credo che insomma siamo là tra Milinkovic e Meret. 5, vado veloce, Lorenzo 5, lo vogliamo più capitano, in campo fa quello che può, anche lui non esalta una, diciamolo. 5,
Buongiorno 5,5 in miglioramento. 4,5 si prende il Grammy amico Juan Jesus, giustamente, perché è il suo errore dalla mazzata finale alla partita, ma non è solo lui. Gutierrez 5, è colpa sua? No, secondo me, perché non lo voglio più vedere là. Lobotka 5+, sì, anche lui come McTominay, e ovviamente soffrono a centrocampo, colpa loro? Direi di no. Spinazzola 5, anche lui a pezzi, purtroppo protagonista in negativo. Elmas 5, viene mischiato anche lui in questa cosa qua. A me ovviamente sono stato d'accordo con la sua sostituzione invece che per Vergara, che invece prende il premio Oriali perché comunque ha fatto vedere degli spunti. E poi c'è anche da dire che Mariani pensava fosse un giocatore straniero, gli ha cominciato a parlare in inglese, e questo per sottolineare che gli arbitri sono molto attenti e studiano i giocatori prima della partita per anticipare anche delle giocate. Gli parla in inglese e Vergara gli deve dire so italiano, prima cosa, e quindi vuol dire che insomma lo conoscono molto bene al di fuori del Vomero. Højlund 5+, secondo me lui dovrebbe salire perché ha lottato moltissimo, con Bremer è stata una sì e una no, e anche lui è a grave rischio. Nicola, Gianni Bianco, perché devo andare live da una parte e lo saprete se siete iscritti al canale Telegram. Beukema 5+, Giovane 5+, Lukaku 5, poverino 5, non ci azzecca proprio a Lukaku, poverino, perché poverino. Conte 5, e sono d'accordo perché non mi sono piaciute alcune scelte al di là dell'emergenza, e l'arbitro il piccione 4. Vado a fare l'editing, adesso che voi vedete questo video, insomma non lo so quando lo vedrete, vi chiedo dei like perché sono arrivato molto in ritardo e probabilmente ho dimenticato delle cose che avrei voluto dire, ma quando poi recuperi è impossibile. Quindi grazie ai software che mi permettono di postarvi questo video, grazie a voi per la pazienza, vi voglio bene, ci vediamo in live. Se qualcuno vuole seguirmi su quelle altre piattaforme vi faccio sapere dove, come, e poi domani c'è conferenza.